La morte di Wanda Stefanizzi, pensionata di 98 anni di Monastir, ha sconvolto tutti. Chi è che non la conosceva in paese, ci abitava da oltre 40 anni e quando è circolata la notizia del suo decesso avvenuto per recuperare il bastone che le era caduto in fondo al fiume, su quella strada che percorreva ogni giorno per raggiungere il centro anziani dove si fermava a giocare a carte, è calato un velo di tristezza. La conoscevamo, tra l'altro me l'aveva raccontata anche, mi aveva raccontato la sua vita proprio venerdì in un incontro che abbiamo fatto proprio qui in sala giunta e così. È conosciuta lei, era conosciuto il marito, conosciuti i figli, conosciuti e stimati anche i nipoti, davvero una donna insomma del nostro territorio, una signora molto in gamba, davvero molto in gamba, molto presente, molto ancora con idee, con volontà insomma di vivere. La nonnina di Monastir, descritta da tutti come molto attiva e autonoma nonostante l'età avanzata, viveva in via Europa, era seguita dai figli, ma era solita fare qualche passeggiata aiutata dal fidato bastone che la sorreggeva. Forse per una disattenzione, una distrazione, le è scivolato dalle mani e per riprenderlo dall'argine avrà usato tanto da scivolare in acqua. La caduta è stata notata da due ragazzi che erano in zona. Hanno lanciato subito l'allarme, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e annegata tentando di raggiungere la riva. Frequentava la parrocchia, frequentava e partecipava anche al gruppo degli anziani, alle feste, ai momenti da condividere insieme, quindi anche una persona molto gioviale, cordiale, attenta agli altri e soprattutto con questa volontà di poter sempre fare quello che doveva fare in maniera un po' autonoma.